Un momento sempre più delicato per l'economia del nostro paese. Covid, caro energia e ora la guerra in Ucraina. Un conflitto oltre confine che però ha acceso i riflettori sulla dipendenza energetica italiana dagli altri paesi. La maggior parte del gas naturale impiegato in Italia, infatti, viene importato e il 45% del metano proveniente dall'estero è proprio made in Russia. Gas, fondamentale risorsa per tantissimi settori produttivi del nostro territorio, come per esempio quello vetrario. E questo settore in questo momento è un marasma in quanto purtroppo il costo del gas, soprattutto adesso in questo momento di guerra, è aumentato in maniera esponenziale, di conseguenza per produrre il vetro sta aumentando anche la materia prima. Parliamo di silice che è il componente principale per produrre il vetro, però il vetro viene prodotto ad altissima temperatura, viene prodotto a 1200 gradi per fusione, però per produrlo serve principalmente tantissimo gas e tantissima energia elettrica. Un aumento variabile dei costi che, secondo i dati degli ultimi giorni, prevede una forte impennata. Ogni fine mese viene fissato il costo del gas e viene fissato il prezzo per il mese successivo. Sembra che con il mese prossimo avremo degli aumenti stimati intorno al 45% nel costo del vetro. In un solo anno il costo di produzione del settore è aumentato del 70%, numeri che fanno sempre più paura. Da quel che è mondo noi ci siamo sempre arrangiati e ci siamo rimboccati le maniche e sicuramente lo faremo.